Buona giornata, buon martedì, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio dedicato al mondo dello sport, in particolar modo regionale e per quanto riguarda la nostra provincia di Treviso, la Marca trevigiana. E allora tante le notizie anche per quest'oggi, vi ricordo grazie alla vostra e alla nostra web tv www.venetoglobe.com, trovate i nostri servizi, le interviste e i reportage in modalità on demand, mentre per chi ama avere un orario, 19:40 ogni sera sull'emittente Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, che per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia potete vedere sul canale 95, la prima edizione 19:40, nella seconda parte della serata la seconda edizione, terza ed ultima e prima replica nella mattinata di domani per quanto riguarda questo nostro spazio. Andiamo a vedere le principali notizie di oggi, ci sono parecchie. Presentata a Bologna nella giornata l'edizione numero 98 del campionato di Serie A maschile di basket. La TVB ritorna, Basket Treviso ritorna nella massima serie finalmente e Roma intanto si candida ad organizzare la Final 8 di Coppa Italia 2021. A Bari nel weekend invece ci sarà la Supercoppa, sabato con Cremona Sassari e Venezia Brindisi, poi domenica le due finali, terzo quarto posto e primo secondo posto. Da una presentazione all'altra, ieri a Milano presentazione italiana del Pro 14, il campionato cosiddetto mondiale di rugby maschile. Benetton presente al via con una squadra che tra l'altro regala ben 15 uomini alla nazionale azzurra impegnata in questo periodo del mondiale in Giappone. In questa foto che testimonia appunto la presenza ieri della formazione trevigiana a Milano, vediamo il capitano Sgarbi e il tecnico Crowley che proprio oggi ha messo la firma sul suo contratto di rinnovo appunto in Benetton, un contratto firmato ed allungato per altri 2 anni. L'europeo di volley maschile, Italia-Montpellier contro Bulgaria, Grecia, Portogallo, Romania e Francia. L'Italia ha battuto, lo ricordiamo, la Romania per 3-1 e oggi tocca alla Bulgaria. Ritorna alla Champions invece per quanto riguarda il calcio, questa sera in campo ci vanno l'Inter che affronterà lo Slavia Praga e poi in serata Napoli-Liverpool. Domani toccherà invece all'Atletico Madrid ospitare la Juventus, mentre l'Atalanta esordisce per la prima volta nella Champions andando a Zagabria per affrontare la Dinamo. Serie A, Inter al comando con 9 punti, Bologna e Juventus con 7, ieri il posticipo ha decretato l'ultimo risultato della giornata e c'è stata la sorpresa del Lecce che ha vinto a Torino per 2-1. In Serie B vediamo le Venete, ieri sera Salernitana-Benevento terminata 2-0 per il Benevento, mentre venerdì prossimo per quanto riguarda le Venete si giocherà così: Frosinone-Venezia, Empoli-Cittadella, Livorno-Pordenone e Chievo-Pisa. Andiamo in Serie B femminile, prossimo incontro il 22 settembre a Roma per quanto riguarda la Permac di Vittorio Veneto. Serie C, girone B, prossimo turno, Arzignano Sudtirol, Gubbio Lanerossi Vicenza, Virtus Verona Triestina, con una Triestina che vede vacillare dopo un inizio non bello il tecnico Pavanel che lo scorso anno fece molto bene e adesso è a rischio di esonero, questo purtroppo il calcio. Padova Carpi sarà poi la partita del Padova, capolista attuale, per vedere se questa fuga è una fuga vera o propria. Serie di domenica con Montebelluna Cartigliano, altro punto per il Montebelluna che ha guadagnato un punticino, tanti pareggi, Feltre Adriese 1-1, poi c'è stato Mestre Legnago, la vittoria del Legnago per 3-2 un po' a sorpresa, il pareggio tra Tamai e Luparense 3-3 che è costata la panchina già a Centurioni. Centurioni non è più il tecnico del Luparense.
Per quanto riguarda invece il calcio che seguiremo noi di venetoglobe.com è quello di Eccellenza, il nostro campionato di riferimento. Vi abbiamo già messo in onda, vi abbiamo già mostrato attraverso i nostri canali Facebook e YouTube la partita tra l'Eclisse Careni Pievigina e San Giorgio di Sedico, che ha vinto per 3-2 contro l'Eclisse. Tra l'altro le due squadre si affronteranno domani nell'ultimo turno di Coppa. Ma andiamo a sentire il tecnico del San Giorgio Sedico, Pontarollo, che cosa ci ha detto al termine della vittoriosa partita di domenica. Mister, dicevo al suo collega che se dagli spalti volevamo vedere un po' di gol siamo stati accontentati, è stata una bella partita, avete portato via 3 punti importanti, li avevate lasciati domenica al Portogruaro a detta di tutti non meritando la sconfitta, insomma direi bene. Sì, è partita molto aperta contro una buonissima squadra, 2 volte in vantaggio, 2 volte raggiunti, e potevamo gestirla meglio nella seconda parte del secondo tempo, dove avevamo avuto penso 2 o 3 occasioni clamorose, però il calcio è così, quando non la chiudi poi sei costretto a soffrire fino alla fine, però 3 punti importantissimi per noi. Come hai detto bene te, già domenica scorsa abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo raccolto niente e oggi invece è andata molto bene, quindi sono soddisfatto della prestazione. Visto che ti sei arrabbiato diverse volte perché sono scesi 3 volte e hanno concesso 2 calci di rigore e una punizione pericolosa, ti sei arrabbiato parecchie volte. Te parli del primo tempo? Sì, il primo tempo abbiamo preso un paio di infilate, qualche situazione bisognava uscire prima con la linea difensiva, invece siamo indietreggiati, e poi quando trovi giocatori importanti davanti come Cibin, come Dell'Andrea, gli concedi spazio, è chiaro che negli ultimi 20-25 metri gli devi accorciare un po' di più, e quindi hanno trovato quelle 2 situazioni là che poi sono stati concessi 2 rigori, però credo che nell'arco della partita la vittoria nostra sia meritata, insomma. Anche voi comunque non scherzate in fatto di nomi, perché insomma davanti potete schierare un bel trio e i ricambi che sono entrati di tutto valore. Sì, ho un'ottima squadra, davanti abbiamo anche delle soluzioni importanti anche in corso di partita. Peccato che domenica scorsa abbiamo avuto un infortunio importante con Irfan Poni, che era un altro giocatore determinante per la nostra fase offensiva, però penso che oggi anche chi è entrato si è fatto trovare pronto, quindi soddisfatto anche sotto questo punto di vista. Ad un certo punto ho visto che dalla panchina avevi vicino a te Bonufà, il centravanti e l'altra punta, tutti e 3 vicini, troppo vicini, hai chiesto di allargare perché giustamente. Sì, poi l'ultima parte della partita siamo andati a 3 in mezzo al campo e a 3 davanti, e adesso quella situazione particolare non la ricordo, forse era su una palla inattiva che ci siamo schierati lateralmente per gestire il pallone. Ripeto, qualche palla anche andava gestita meglio, invece abbiamo forzato proprio anche qualche giocata, magari era una palla che andava tenuta, andava mantenuto il possesso palla, però sono degli errori che cerchiamo di toglierci, di migliorare ogni settimana. Ripeto, la squadra è un'ottima squadra, la mia, quindi c'è solo da lavorare e da continuare su questo percorso. Testa domenica prossima già? Testa domenica prossima sicuramente, sono 3 punti che sicuramente, ripeto, sono importanti, ma ogni domenica c'è da sudarsela, questo campionato dove il livello medio è molto alto, e quindi oggi domenica sarà una battaglia. Testa domenica diceva, ma testa anche domani in Coppa, anche se sembra già fatta insomma per il passaggio del turno per quanto riguarda soprattutto l'Eclisse Careni Pievigina. Basket adesso, perché oggi c'è stata, oggi piena di presentazioni, la presentazione alla palestra Sant'Antonino di Fotu, che è arrivato e ritornato dai mondiali, e di Tessitori, entrambi appunto rientrati dai campionati del mondo. E allora andiamo a sentire Fotu che cosa ha detto. Diciamo che i miei giorni di pausa ho cercato di dividerli fra casa e Treviso, anche perché Treviso ormai è per me una casa dove sto veramente bene, e quindi sono contento di essere tornato qua e di iniziare a lavorare con questi ragazzi. Di sicuro mi aspetterà queste 2 settimane, ci aspetteranno queste 2 settimane di lavoro intenso per recuperare insomma il lavoro che hanno fatto questi ragazzi in questa preparazione,
E niente, però sono contento e voglioso di allenarmi con la squadra. Ti piace la nuova squadra? Sì, penso che abbiamo fatto un'ottima squadra, fatta di ragazzi tranquilli e dediti al lavoro, quindi meglio di così non si poteva. Ho conosciuto anche ragazzi americani, sono già professionisti, anche se hanno la nostra età, sono super professionisti, che con voglia di lavorare e tutto, e sono contento. Cioè, si torni in Serie A 3 anni dopo l'ultima esperienza, ci torni però con magari un punto di esperienza personale diverso e anche un ruolo diverso, più responsabilità. Beh, di sicuro non sempre si hanno delle seconde opportunità, per me questa è la seconda opportunità di dimostrare qualcosa in A1, ciò che non ho fatto 3 anni fa, che non ho avuto magari nelle occasioni magari per sbagli miei non sono riuscito a dimostrare. Sicuramente adesso c'è una mentalità diversa, un atteggiamento diverso e un fisico anche diverso, quindi sono pronto a mettermi alla prova e a vedere come andrà. Chiaramente non era Fotum, era Amedeo Tessitori, complimenti a lui, è rientrato e quindi adesso potrà dare il suo grande contributo alla TVB, non Benetton. A proposito del Benetton, giovedì si giocherà questa partita contro il Fenerbahce, proprio per ricordare la gestione Benetton, ci saranno i premi per tutti gli ex giocatori. Invece non c'era Tessitori nemmeno a Jesolo, ma c'era Andrea Gracis che a fine torneo, con una quarta posizione conquistata dopo 2 match, dopo interessanti, la finale terzo o quarto posto contro la Reyer, sentiamo che cosa ci ha detto. Allora, Andrea Gracis, sicuramente buone indicazioni, avevate tantissime assenze, ma il carattere di questa De Longhi è già il bel segnale. Sì, è quello che potevamo mettere sul campo, l'abbiamo messo tutto, grande determinazione, orgoglio, spero che siano le impronte di questa squadra, lo sono state l'anno scorso, uno spirito di squadra. E poi quando aggiungeremo gli assenti dai mondiali, qualche acciaccato, qualche fortunato, speriamo finalmente di vedere la squadra, l'identità che sarà quella del campionato. Adesso purtroppo abbiamo 2 infortunati, Matteo Imbrò e Davide Alviti, insomma. Però quello che è importante è veramente lo spirito che ha messo questa squadra in queste 2 partite e è confortante. Abbiamo visto un Logan grandissimo, Spolver, un giocatore che sicuramente non a caso viene chiamato professore, oggi ha fatto una grandissima partita. Sì, chiaro, lui ha trascinato la squadra, nelle difficoltà c'è sempre, sente la sfida, la competizione, è un grande giocatore. Le condizioni fisiche di Imbrò, che sono quelle che un po' preoccupano un po' anche i tifosi, ci sa qualcosa di più dopo l'uscita a braccia di ieri sera? Ma c'è stato un primo controllo ecografico, in effetti c'è uno stiramento, verrà valutata l'entità, certamente non è una cosa leggera purtroppo, però per tempi bisognerà aspettare un attimo perché è un po' prematuro. Certo non è una cosa lieve, per Alviti una botta alla spalla importante e anche per lui ci saranno ulteriori esami, speriamo che di sicuro non è nulla di rotto, però c'è la parte articolare, la parte legamentosa che va verificata, quindi anche per lui è necessario aspettare e valutare nei prossimi giorni. Questo è Andrea Gracis, direttore sportivo della TVB, e purtroppo sono confermate le cose che diceva Gracis. Imbrò è un brutto infortunio, uno stiramento che lo terrà fuori per un pochino di tempo, Alviti si spera forse un pochino meno, però sono 2 perdite importanti per quanto riguarda la TVB. Novità per quello che riguarda invece la Ruker San Vendemiano, che giocherà la prima gara il 28 settembre in casa contro Vigevano, sta allestendo la compagine di San Vendemiano un ultimo test contro i Tigers di Cesena per domenica. Mentre il Benetton Treviso continua ad allenarsi, abbiamo visto ieri la presenza di Sgarbi a Milano per la presentazione del Pro 14, oggi Sgarbi era regolarmente ad allenarsi sui campi della Ghirada per preparare la rivincita, chiamiamola così, di venerdì prossimo in quel di Parma contro le Zebre. Con questa notizia termina il nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport, noi ci risentiamo domani, buona serata e buona giornata.